Buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti alla Pala Olgiata. La 12ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 presenta la sfida tra la quarta e la quinta nella classifica generale, Olympus Olgiata e Futsal Cisternino. Alle 16 ci sarà l'altra sfida di cartello di questa 12ª giornata, ovvero la partita tra la prima e la seconda, l'Isola Futsal contro l'Augusta. La partita comincia in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei volti delle schermi gioca l'Olympus Olgiata, il classico completo bianco. Dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei volti delle schermi, giocano invece gli ospiti del Futsal Cisternino. Ricordiamo che queste due squadre sono rispettivamente la quarta e la quinta in classifica. L'Olympus Olgiata ha 22 punti e 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate. Uno score impressionante da parte dei padroni di casa, che hanno rimediato ad un inizio non brillantissimo. Dall'altra parte invece periodo di forma antitetico per gli ospiti del Futsal Cisternino. Infatti i giocatori che oggi indossano il completo nero vengono da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4. Palla battuta subito dall'Olympus con immediato pressing da parte del Futsal Cisternino. Il primo possesso però va immediatamente fuori perché non controlla il numero 12 Alfonso. Ci sarà quindi rimessa laterale sulla destra per gli ospiti che la vanno a battere in questo momento. Palla subito verticalizzata, pressing altissimo ancora da parte dei padroni di casa che la recuperano. Ancora Alfonso, se la porta sul destro, Alfonso prova la conclusione, parata del portiere, poi finisce fuori, deviazione che porterà ad un calcio d'angolo sulla destra per l'Olympus Olgiata. Calcio d'angolo sulla destra che verrà battuto in questo momento dai padroni di casa. Palla all'indietro, attenzione alla conclusione, la respinta davanti alla linea di porta dei giocatori avversari che adesso provano a indirizzare questo contropiede con il numero 14 che poi viene fermato dalla difesa in bianco che la gira sulla destra. Velasquez avanza, Velasquez percorre la fascia, ancora all'indietro verso un compagno, si riparte dal libero, poi palla smistata sulla sinistra, 1 contro 1 da quella parte del campo, ancora all'indietro verso il numero 2 che perde la sfera, la recupera il Futsal Cisternino che però non riesce a gestirla al momento del controllo, concede ancora una rimessa laterale sulla destra che viene battuta in questo momento da Garzia de Almeida. Ancora una palla persa, attenzione perché si lotta su questo possesso che è ancora in mano ai giocatori di casa. Il numero 7 Velasquez va ancora all'indietro, perde la sfera, la recupera ancora la squadra ospite che prova ad andarsene, arriva l'intervento difensivo, 3 contro 2, contropiede, palla sulla sinistra, attenzione perché la palla stavolta davanti alla porta. Deve però indietreggiare ancora verso Velasquez che poi gira sulla destra verso un compagno. Alfonso prova a crossare, il cross è stato respinto, ci sarà calcio d'angolo sulla destra. Inizio velocissimo di questo match con l'Olympus Olgiata in attacco e il Futsal Cisternino che si difende e poi cerca di ripartire in contropiede. Ricordiamo che questa partita è finita all'andata 4-2 per l'Olympus Olgiata che è in forte rimonta, quarta posizione a 22 punti, a 2 di distacco dalla terza in classifica. Ricordiamo che alle 16, quindi fra un'ora, ci sarà l'incontro tra la prima e la seconda classificata, l'Augusta e l'Isola Futsal. Ancora un pallone recuperato a centrocampo, poi si combatte al limite dell'area. Alla fine la spuntano comunque gli ospiti, la palla rimane ancora lì, in qualche modo il portiere prova a salvarla, non ci riesce, ancora calcio d'angolo, anzi rimessa laterale, cross immediato. È un altro pallone che viene scaraventato fuori. Inizio veramente velocissimo di questa partita, l'Olympus Olgiata attacca, difficoltà in difesa per il Futsal Cisternino che come sempre ha dei problemi all'inizio delle partite. Vedremo se poi la squadra ospite riuscirà a venire fuori alla distanza. Rimessa laterale sulla destra che verrà battuta in questo momento ancora dalla squadra di casa verso De Almeida che poi scarica per il numero 7 Velasquez che prova ad accentrarsi col sinistro, scarica ancora sulla fascia del compagno che vince addirittura 2 rimpalli, si combatte vicino alla bandierina del calcio d'angolo, arriva poi un cross che era più un tiro cross, pallone forte e centrale viene però deviato, ma l'arbitro ha fischiato un fallo commesso da parte del giocatore dell'Olympus e quindi il direttore di gara concede il possesso ai giocatori del Futsal Cisternino che la vanno a mettere in campo col portiere.
subito ancora una sfera verso gli attaccanti con il numero 2 però Garcia de Almeida che fa buona guardia da quella parte, riesce a guadagnare una rimessa laterale, gira subito all'indietro verso un compagno, si tratta del numero 7 Velasquez, ancora per Garcia de Almeida, gira sulla sinistra, sempre Velasquez contro la difesa schierata, scarica ancora verso il numero 12 Alfonso, il rimpallo lo sfavorisce, l'arbitro assegna rimessa laterale sulla destra per il futsal cisternino. Gli uomini in nero adesso prendono coraggio e cercano di costruire questa azione direttamente dalla sinistra con la numero 21 Rodriguez de Pigna che scarica l'indietro verso un compagno. Attenzione al pressing da parte dei giocatori dell'Olympus, alla fine ne escono bene quelli del futsal cisternino che vanno in contropiede, attenzione perché la palla davanti alla porta, salta il portiere, tira, grande intervento della difesa calcio d'angolo. Grandissima azione da parte del bomber di questa squadra, De Matos, che lanciato dai compagni si era presentato davanti alla portiera, l'aveva saltato, tiro poi che è stato deviato proprio sulla linea, indirizzato in calcio d'angolo dall'intervento di un difensore che adesso si è fatto male. Cure mediche del caso per il giocatore infortunato a terra, vedremo quali saranno le conseguenze di questo intervento quando siamo giunti al quarto minuto di gioco. Si rialza il giocatore infortunato, si trattava del numero 2 Garcia de Almeida, che adesso vedremo se uscirà. Dovrebbe proprio essere questa la decisione da parte dell'allenatore dell'Olympus, che mette in campo il sostituto, il numero 8 Borsato. Ci sarà calcio d'angolo sulla destra per il futsal cisternino. Attenzione a questa conclusione immediatamente dopo il passaggio della bandierina, conclusione respinta. Rimpallo che porta all'ennesimo fallo laterale in zona d'attacco per i giocatori ospiti che la rimettono in campo con il numero 6 Da Silva che scarica sulla sinistra verso il numero 2 Punzi. Palla rimpallata, torna ancora da De Silva il futsal cisternino che va alla verticalizzazione con De Matos attivissimo sulla destra, che abbiamo visto poco fa calciare in porta una delle conclusioni fino adesso più pericolose di questa partita, sicuramente quella degna di nota. Arrivato però l'intervento davanti alla linea di porta da parte di Garcia de Almeida, che ha salvato il risultato proprio quando eravamo solamente al quarto minuto di gioco per l'Olympus. Ci ha rimesso però qualcosa perché è dovuto uscire a causa di probabilmente una botta, ha ricevuto già le cure mediche. Attenzione a questa conclusione da parte dell'Olympus, siamo subito dall'altra parte, il tiro viene respinto, rimessa laterale sulla sinistra in zona d'attacco, rimessa già battuta. Attenzione alla conclusione che finisce sul fondo, pericolosissimo l'Olympus Olgiata. Ancora pericolosa la squadra di casa che ha provato il tentativo con la sinistra da parte del numero 8, ovvero Borsato. Il neo è entrato al posto proprio di Garcia de Almeida, senza fortuna perché il pallone è terminato fuori al lato della porta difesa dalla portiere avversario. Adesso ancora il futsal cisternino a giocare questa sfera con Da Silva che scarica verso il numero 7 Almira Rodriguez, poi verso un compagno che però la perde, intercetto della difesa, l'ultimo a toccare ancora un giocatore con la maglia nera e quindi riparte l'Olympus Olgiata con la numero 7 Velasquez in verticale verso un compagno, troppo lunga anche per il velocissimo Alfonso e quindi rimessa per il futsal cisternino, già battuta, possesso palla subito prolungato e veloce, ma arriva il pressing da parte degli attaccanti avversari che alla fine riescono a indurre all'errore i giocatori in nero e quindi rimessa laterale stavolta sulla destra in zona difensiva sempre per l'Olympus Olgiata con Alfonso che batte. Alfonso porta palla a centrocampo, scarica all'indietro verso un compagno, ancora gira la sfera con il neo entrato Garcia de Almeida dopo l'infortunio, quindi niente di grave da parte del numero 2 con ancora il libero in campo che prova adesso a calciare, viene anticipato, alla fine arriva un tiro dalla distanza non pericoloso perché la palla termina fuori senza problemi per il portiere del futsal cisternino che la rimette subito in campo. Da Silva riceve al centro dell'area di rigore, scarica sulla destra verso un compagno, pressing altissimo da parte degli uomini in bianco con la numero 7 ancora Velasquez che applica veramente una pressione difficile da sopportare per i giocatori avversari che alla fine ancora una volta sbagliano e concedono il possesso ai padroni di casa. Padroni di casa che ricordiamo vengono da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate. Attenzione intanto a questo passaggio in orizzontale pericoloso perché stava per essere intercettato, o meglio è stato intercettato, anche se l'ultimo tocco è stato comunque di un giocatore ospite, quindi rimessa per il portiere dell'Olympus Olgiata che la mette subito alta. Poi la palla ancora per il numero 7 Velasquez che la gira sulla destra, niente da fare per Borsato, troppo lungo il suggerimento, palla fuori.
Dicevamo, l'Olympus Giada viene da 4 vittorie consecutive, una fase di campionato molto positiva per la squadra di casa, che è riuscita a riportarsi sotto alle grandi favorite della vittoria di questo girone. Quarta in classifica a 22 punti, a 2 dal terzo posto, a 3 dal secondo. Ricordiamo che oggi giocano la prima contro la seconda, l'Isola Futsal a 30 punti contro l'Augusta a 25, e l'Olympus potrebbe sicuramente beneficiare di questo scontro diretto in caso di vittoria contro il Futsal Cisternino. Intanto ancora una girata da parte di Borsato che viene respinta, palla laterale sulla destra. Dall'altra parte gli ospiti in nero vengono invece da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4, non certo un grande momento della stagione per loro, anche se avevano cominciato molto bene, e questo grande inizio di cui erano stati protagonisti li ha fatto per il momento conservare la quinta posizione a 18 punti in classifica, 4 di distacco dagli avversari odierni dell'Olympus Olgiata. Ancora una palla in difesa, pressing altissimo, non escono dalla serie i giocatori del Futsal Cisternino che non riescono a rilanciare, alla fine la provano in questo momento, palla che finisce alta e fuori, quindi rimessa laterale ancora per il giocatore in nero, perché l'ultimo a toccare e a spazzare è stato proprio un difensore dell'Olympus Olgiata. Batte Almir Rodriguez sulla sinistra, che sta ancora discutendo con l'arbitro. All'indietro verso un compagno, si tratta ancora di Da Silva che scarica sulla destra, gira la palla, attenzione al pressing da parte dei giocatori in bianco che però stavolta non riescono a rubare palla. Ancora Almir Rodriguez che riceve da Silva, la mette in mezzo verso un compagno che deve girarsi in mezzo a 3, spazza la difesa dell'Olympus, e quando siamo giunti al quinto minuto di gioco, abbiamo superato il quinto minuto di gioco, anzi scusate, il 10° minuto di gioco, siamo ancora a 0-0. Palla che viene raccolta dal portiere Casalingo, che la rimette in campo con le mani, lunga verticalizzazione verso l'altro portiere direttamente, il numero 12 De Simone, che blocca in presa e concede ancora la sfera ai giocatori ospiti che però la perdono. Attenzione a questo contropiede con il passaggio filtrante da parte di Velasquez che è stato intercettato. Dall'altra parte conclusione, parata del portiere, attenzione perché si combatte su questa sfera, fischia l'arbitro, dovrebbe esserci stato fallo secondo il direttore di gara sul numero 21 Rodriguez De Pigna del Futsal Cisternino, e quindi ci sarà calcio di punizione per la squadra ospite quando siamo giunti ormai all'11° minuto di gioco. (14 minuti alla fine di questo primo tempo, con le squadre ancora sullo 0-0. In questo momento più attiva il Futsal Cisternino, che sembra essere uscito dall'assedio dell'Olympus Olgiata che pressa altissimo sui portatori di palla. C'è un calcio di punizione con il numero 10 Danilo Giuseppe Baldassarre alla battuta e il numero 21 Rodriguez De Pigna vicino. Vedremo chi calcerà, è stato proprio il numero 21 a subire il fallo, finta Baldassarre, è uno schema, attenzione perché la palla viene intercettata. Alla fine comunque dopo questo calcio di punizione non perfetto viene comunque recuperato il possesso dei giocatori ospiti, che vanno andando a battere questa rimessa laterale sulla sinistra. Rimette in campo il portiere De Simone verso i compagni, gira sulla destra il pallone. Attenzione al pressing ancora da parte degli uomini in bianco che cercano di rubare la palla agli ospiti. Alla fine De Matos cerca di superare 2 avversari sulla destra, non ci riesce, perde la sfera subito dall'altra parte, conclusione, la palla in mezzo viene deviata, alla fine l'arbitro però, vediamo, fischia fallo, quindi questo tapin vincente non è valido. C'era stata una carica sul portiere secondo il direttore di gara da parte del numero 5 Dalle Molle, che è riuscito a ribattere in rete una respinta corta da parte di De Simone. L'arbitro però ha annullato questa realizzazione, c'è quindi semplicemente una calcio di punizione per i giocatori ospiti.
dopo aver ricevuto le cure mediche del caso, il portiere De Simone è pronto a ripartire. De Simone che si era reso autore di una respinta su una conclusione dalla distanza di un giocatore dell'Olympus. È arrivato poi il tabellin vincente sotto porta da parte di Dalle Molle, che l'arbitro però ha annullato per evidente carica sul portiere che aveva subito effettivamente un infortunio che è ancora in fase di cura. Dovrebbe comunque continuare l'estremo difensore del futsal cisternino. Ricordiamo, siamo a 13 minuti dalla fine di questo primo tempo, siamo 0-0 tra l'Olympus Olgiata e il futsal cisternino, rispettivamente le squadre che occupano la quarta e la quinta posizione in classifica a 22 e 18 punti, che vivono due momenti di forma diversi. L'Olympus Olgiata viene da 4 vittorie consecutive, il futsal cisternino nelle ultime 4 ne ha perse 3 e ne ha vinta una. All'andata terminò 4-2 per i giocatori che oggi sono di casa. Ora punizione già battuta subito verso De Mato, sì, la Bomber che prova la conclusione fuori, tiro violentissimo, non preciso, ma comunque quando c'è da stoppare e poi portarsi la palla sul sinistro per calciare, De Matos è sempre pronto con la sua consueta velocità. Rimette la palla in campo l'Olympus Olgiata che adesso gioca a ritmi più bassi. Dalle Molle, scarica verso un compagno, si tratta ancora di Garcia de Almeida che va alla verticalizzazione verso ancora il numero 7 Velasquez, che però al momento dello stop si allunga troppo la palla, se la trascina in fallo laterale che verrà battuto in questo momento dai giocatori ospiti, con ancora il numero 21 Rodriguez de Pina che scarica sulla destra verso un compagno, gira la palla ancora Rodriguez de Pina, prova il movimento, fa tutto da solo invece il futsal cisternino con questo tiro dalla distanza alto. Ha provato De Matos con un altro tiro con la sinistro, pericoloso ancora il numero 3 e bomber di questa squadra, 12 gol per lui. D'altra parte Velasquez ne ha fatti ben 15 in questo campionato, il secondo marcatore. Attenzione ancora in attacco la palla per l'Olympus Olgiata, che vediamo viene messo giù il numero 2 Garcia de Almeida, quindi calcio di punizione per i giocatori di casa da una posizione ghiotta con dovrebbe essere almeno tutta la squadra del futsal cisternino in pratica in barriera. 2 su 3 con 2 giocatori che però restano vicini alla portiere Mattia De Simone, che sarà chiamato probabilmente all'intervento su quello che dovrebbe essere un tiro da questa posizione. Vedremo se si sceglierà per una conclusione oppure si opterà per un schema da questa distanza. Fischia l'arbitro, parte l'Olympus Olgiata, conclusione col destro, respinta della barriera, poi la palla rimane lì, ancora un tiro, un altro salvataggio da parte della difesa ospite che alla fine cerca di spazzarla, lo fa in questo momento, la mette fuori, rimessa laterale sulla destra per l'Olympus Olgiata che rimane in attacco, anche se questo fallo laterale verrà effettuato dietro la linea della metà campo. Garcia de Almeida la rimette in campo, carica ancora sulla sinistra verso un compagno per il movimento di Velasquez che però non viene servito, si preferisce ancora agire sulla sinistra, poi è arrivato un fallo commesso proprio sul numero 7 che era senza palla. Borsato ha reclamato per questo calcio di punizione che è stato assegnato, viene subito battuto con ancora Borsato davanti alla porta, ma l'arbitro ha fischiato perché la palla era in movimento al momento del fischio del direttore di gara, che fa ribattere questo calcio di punizione. Mancano 12 minuti alla fine di questo primo tempo, ne sono trascorsi quindi 13, ancora 0-0 qui alla Pala Olgiata. Garcia de Almeida scarica sulla sinistra verso Borsato che deve girarsi, Borsato se la porta ancora sul piede preferito verso il numero 2 Garcia de Almeida, ancora in mezzo per Borsato che può girarsi, conclusione col sinistro, è arrivata una deviazione, ci sarà quindi calcio d'angolo, corner sulla sinistra per i padroni di casa. Corner sulla sinistra che viene battuta, attenzione alla palla in mezzo, bassa, che viene toccata da ancora un giocatore del campus Olympus Olgiata, che però è anche l'ultimo a toccare, quindi rimessa dal fondo per il portiere De Simone. Palla sulla destra, si accentra ancora il numero 21 Rodriguez de Pina che riceve ancora dopo questo triangolo che si chiude, deve fronteggiare Borsato, preferisce ancora indietreggiare dal libero che la scarica sulla destra, pallone ancora smistato, doppio rimpallo che favorisce il campus Olgiata che se ne va in contropiede con il numero 12 Alfonso che prova la conclusione, viene chiuso dalla difesa ospite che riparte, De Simone la mette subito in campo, bassa per un difensore che deve però gestire bene questo possesso, verticalizzazione verso gli attaccanti, esce il portiere che anticipa ancora i centravanti avversari, palla che termina in fallo laterale che verrà battuto proprio in questo momento dal futsal cisternino, ancora 0-0 quando mancano
12 minuti alla fine di questo primo tempo. Attenzione al tiro dalla distanza, alto sulla traversa, ci ha provato ancora Danilo Baldassarre senza fortuna. Riparte la squadra in bianco, verticalizzazione ancora verso Borsato che cede la sfera a Garcia del Meida, ancora per il numero 8, triangolo che si chiude, conclusione respinta, la palla rimane lì, cerca di rimetterla in campo la difesa avversaria che poi la perde ancora, arriva poi questa conclusione alta sulla traversa. Ribatterà ancora il portiere Mattia De Simone che la rimette in campo subito sulla sinistra per il numero 7 Ami Rodriguez che prova ad andarsene. Dovrebbe essere stato proprio il giocatore del Futsal Cisternino a trascinarsi la palla fuori, infatti l'arbitro assegna una fallo laterale sulla destra. Sulla sinistra ancora l'Olympus Olgiata che prova ad attaccare con tutta la difesa schierata del Futsal Cisternino, palla verso il numero 12 Alfonso che la scarica sulla sinistra verso un compagno, ci sarebbe anche il numero 14 Pool neo entrato che però non riceve, ancora Garcia de Almeida, quindi verso Pool che avanza sopra la linea di centrocampo, scarica ancora verso Garcia de Almeida, spalla alla porta, deve girarsi, vediamo se prova a servire la verticalizzazione e la sovrapposizione del compagno, viene invece chiuso, guadagna comunque una rimessa laterale sempre in zona offensiva. 0-0, mancano 11 minuti alla fine di questo primo tempo che finora è stato molto tirato dal punto di vista del pressing e della velocità, del ritmo, dell'intensità, non tantissime occasioni, però le squadre ci hanno abituato quest'anno a segnare molto. Ami Rodriguez scarica sulla destra verso De Matos che punta l'uomo, ancora verso Ami Rodriguez che gira verso questa conclusione, respinta il portiere, poi ancora De Matos in mezzo all'area, alla fine viene chiuso dalla difesa dell'Olympus che in qualche modo la mantiene anche sul terreno di gioco, poi alla fine l'ultimo tocco è sempre di un giocatore in bianco che la manda fuori per questo fallo laterale in zona offensiva per gli ospiti. Ancora De Matos, conclusione dalla distanza di Ami Rodriguez che termina sull'esterno della rete. Buon triangolo tra Ami Rodriguez appunto e De Matos, il centravanti di questa squadra, che però ha portato ad una conclusione fuori. Pull subito dall'altra parte, verticalizzazione verso Alfonso, conclusione, parata del portiere. La rimette in campo De Simone che scarica subito verso un compagno, attenzione a questa verticalizzazione col portiere che è costretto ad uscire e che poi la invia direttamente dall'altra parte dove la rimetterà sul terreno di gioco ancora De Simone. Il Futsal Cisternino ci ha abituato a queste lunghe verticalizzazioni, improvvise verticalizzazioni verso gli attaccanti che sono molto veloci ad attaccare la profondità. Per il momento attento il portiere Leo Freddi dell'Olympus Olgiata, ma attenzione a queste insidiosissime e pericolosissime scorribande da parte degli attaccanti della squadra ospite all'interno della difesa della squadra di casa che comunque si sta difendendo bene per il momento e poi cerca di ripartire. Un'altra palla recuperata, poi attenzione al Futsal Cisternino che adesso ha preso il sopravvento in questa parte del primo tempo. Palla sulla sinistra verso Da Silva che punta l'uomo, dalla sinistra verso la destra, scarica ancora verso il compagno, De Matos, il tiro è rimpallato, la gestisce ancora l'Olympus a contropiede, 3 contro 2, attenzione a questa conclusione, al miracolo da parte del portiere. Si riparte dopo il time out chiamato in campo quando siamo giunti ormai al 16° minuto di questo primo tempo, 9 primi alla fine della prima metà che vede le squadre ancora sullo 0-0 con il Futsal Cisternino che è uscito fuori dopo una prima parte di primo tempo targata Olympus Olgiata. Sono arrivate delle buone occasioni sia da una parte che dall'altra, a regnare sovrano per il momento però il ritmo e l'intensità altissimo. Adesso calcio d'angolo sulla destra per la squadra di casa che avrà la possibilità di sfruttare questa occasione, fischia l'arbitro, calcio d'angolo battuto alto sul secondo palo.
Arriva la chiusura difensiva da parte di De Matos che manda la sfera in fallo laterale. Garcia di Almeida scarica sulla destra, attacca ancora l'Olympus, riceve sempre il numero 2 del libero della squadra che adesso è pressato, preferisce ancora tornare dal numero 14, ovvero Pull, sempre per un compagno all'indietro, ancora Pull, riceve, spalla alla porta, dalla sinistra verso il centro, si accentra, attenzione al tiro, la parata del portiere, attenzione perché si può arrivare ancora su questo pallone, alla fine l'estremo difensore esce 2 volte, la palla è sempre per l'Olympus, con la squadra in bianco che lotta da quella parte del campo, la recupera il Futsal Cisternino che prova il contropiede, l'arbitro fischia, c'è un fallo commesso da Garcia de Almeida sul numero 2 avversario Punzi e quindi calcio di punizione per il Futsal Cisternino che è uscito comunque alla grande da questa situazione di pericolo che avrebbe potuto portare l'Olympus Olgiata anche al primo, quello che sarebbe stato il primo gol della partita. Battuta da parte del numero 6 da Silva, attendiamo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, riceve ancora da Silva, attenzione perché il pressing altissimo da parte dei giocatori in bianco che non riescono però a riconquistare il possesso, che viene gestito sempre dalla squadra ospite con Da Silva in mezzo verso De Matos che è sceso a centrocampo a prendere la palla. De Matos a scambio con un compagno, qualche difficoltà, poi torna all'indietro dalla portiere. Da Silva pressato dal numero 20, perde la palla, attenzione all'Olympus che se ne va in contropiede con il numero 14 Pull che può attaccare, prova ad accentrarsi dalla destra verso il centro, poi ancora con l'esterno destro scarica verso Velasquez. Velasquez 1 contro 1 contro 2 giocatori, ancora verso Pull, sempre spalla alla porta sulla destra, Pull si gira, poi scarica verso Garcia del Meda che la mette in mezzo, arriva una respinta da parte della difesa, ma la palla è sempre per i giocatori dell'Olympus. Pull sulla sinistra, 1 contro 1, attenzione al movimento da parte del numero 20 che però non viene visto, perde la palla Velasquez, prova un contropiede da parte del Futsal Cisternino che però non riesce a mantenere la sfera in campo, sfera che termina fuori, rimessa laterale per i padroni di casa. Battuta in questo momento, gira il pallone verso il numero 14, ancora Pull, ancora all'indietro dal libero, c'è il numero 20 Medici libero sulla destra che però non viene visto, sempre Pull verso Garcia de Almeida, torna in difesa a prendere la palla Velasquez sulla destra, scarica verso Pull che fa il movimento centrale, ancora Velasquez, gira per il libero, ed ancora Pull che salta un avversario sulla destra col sinistro, poi si allunga troppo la palla, se la trascina fuori e rimessa laterale per il Futsal Cisternino quando mancano 7 minuti alla fine di questo primo tempo e siamo ancora 0-0. Rimette la palla in campo la squadra in nero che viene subito pressata dai giocatori di casa che non riescono comunque a togliere il possesso agli ospiti. Ancora Da Silva che ha qualche difficoltà, stavolta il pressing funziona, disturba la manovra avversaria e quindi rimessa laterale sulla destra per l'Olympus Olgiata che è ancora in avanti ad assediare la porta di De Simone. Attenzione a questa conclusione, un'altra parata da parte del portiere. Calcio d'angolo sulla destra per i giocatori di casa, attenzione a questa conclusione, ennesima parata del portiere. Sempre rimessa laterale per l'Olympus con il numero 2 Garcia del Meda che va a questa conclusione, ancora fuori. Rimette in campo il pallone il portiere De Simone. Con la palla che gira in difesa De Matos è venuto a prenderla sulla destra, la gira verso Da Silva, ancora De Matos, torna dal suo numero 6, lunga verticalizzazione, 1 contro 1 contro la difesa schierata, alla fine recupera Garcia del Meda che fa ripartire la propria squadra, gestisce il contropiede ancora il numero 7 Velasquez che salta un avversario, poi per vie centrali sulla fascia per il tiro e la parata ancora del portiere. Calcio d'angolo sulla sinistra per l'Olympus Olgiata che adesso attacca. 4 conclusioni negli ultimi 2 minuti per la squadra di casa che cerca di portarsi in vantaggio in questi minuti finali del primo tempo. Calcio d'angolo sulla sinistra, palla in mezzo, attenzione a questo rimpallo, alla fine spazza la difesa ospite e mancano 6 minuti alla fine di questo primo tempo. Calcio d'angolo, attenzione a questo tiro, ancora alto sulla traversa. La rimette in campo il portiere,
che la cede verso un compagno, lungo rilancio di Da Silva verso De Matos che prova a stopparla, non ci riesce, la recupera ancora l'Olympus che se ne va in contropiede, prova a fare tutto da solo, arriva l'interdizione da parte di Punzi che poi favorisce il recupero difensivo per i centrali. De Matos prova subito ad andarsene, forse c'è un fallo secondo i giocatori del futsal cisternino, l'arbitro però non è di questo avviso, si riparte con la palla sempre in possesso dell'Olympus Olgiata con il numero 8 Borsato sulla destra che va a ricevere ancora, la palla però è troppo lunga a metà tra lui e il numero 2 Garzia de Almeida e quindi è rimessa laterale sulla sinistra per il futsal cisternino che verticalizza, palla spalla alla porta ancora per gli attaccanti con il numero 21 Rodriguez che riceve, Rodriguez Tepina prova a saltare un avversario, non ci riesce, recupero di Borsato che prova ad andarsene, fallo commesso ai danni del numero 8 e primo cartellino giallo di questa partita per i giocatori del futsal cisternino. Ci sarà un calcio di punizione per l'Olympus Olgiata quando mancano 6 minuti alla fine di questo primo tempo, punizione che verrà battuta a centrocampo, punizione dopo un fallo subito dal numero 8 Borsato che ha portato alla prima munizione di questa partita a carico dei giocatori ospiti. Ora attacca sulla sinistra, palla in verticale ancora da parte dell'Olympus Olgiata, poi addirittura arriva una tiro da centrocampo che era più che altro un tentativo di spazzare la palla dopo un pericolo che avrebbe potuto prendere luogo. Alla fine palla sul fondo e arriva la battuta da parte del portiere De Simone che fa ripartire i compagni, verticalizzazione sbagliata, contropiede 3 contro 3, attenzione al tiro davanti alla porta e al miracolo del portiere, calcio d'angolo. Calcio d'angolo sulla sinistra, batte ancora l'Olympus Olgiata, attenzione alla conclusione al volo da parte di Garzia de Almeida, tiro svirgolato che finisce sul fondo. Non c'era nessun tipo di possibilità da parte del numero 2 di poter colpire la porta di De Simone, traiettoria sbagliata, ma sarà ancora la squadra di casa a gestire il possesso con il portiere che la rimette in campo. All'indietro ancora verso Garzia de Almeida che scarica verso Marchetti, sempre verso il libero che porta palla, Velasquez in mezzo a due, viene fermato. La palla però non viene gestita bene da parte del futsal cisternino che subisce ancora una rimessa laterale sulla destra. Ennesimo intercetto su un tentativo di dribbling di Velasquez che la mette sempre in mezzo verso un compagno che prova l'1 contro 1, scarica sulla sinistra verso ancora il numero 7 che perde la sfera, la recupera il numero 21 Rodriguez Tepina che prova questa conclusione rimpallata, contropiede dall'altra parte, 3 contro 3, attenzione all'1 contro 1 da parte di Borsato che viene però fermato. Alla fine spazza la difesa del futsal cisternino che reclama anche un ultimo tocco da parte dei giocatori di casa che però l'arbitro non avverte. C'è invece una rimessa laterale per l'Olympus Olgiata quando mancano ormai 5 minuti alla fine di questo primo tempo con le squadre ancora sullo 0-0. Olympus Olgiata meglio nella prima e in quest'ultima parte centrale dove il futsal cisternino ha cercato di venire fuori senza però fortuna. Ora lungo lancio ancora a cercare gli attaccanti, troppo lunga però per Borsato questa spiovente che arrivava addirittura dalla difesa. Ora l'arbitro discute con i giocatori del futsal cisternino perché ha assegnato una rimessa laterale ai giocatori di casa sulla destra che viene battuta in questo momento. Attenzione a questa conclusione, l'ennesima respinta da parte del portiere con De Simone impegnatissimo in questo primo tempo che a suon di parate sta per il momento respingendo gli attacchi dell'Olympus Olgiata che batte sulla destra ancora con Velasquez, sale indietro verso un compagno, perde la sfera, attenzione a De Matos davanti alla porta, conclusione, poi vediamo la palla termina sul fondo, l'ultimo a toccare dovrebbe essere stato un giocatore in nero. Anzi no, l'arbitro conferma la decisione, l'ultimo tocco è di un giocatore in nero, quindi di un giocatore del futsal cisternino, Rodriguez Tepina, e quindi ci sarà una rimessa dal fondo che verrà affidata ai giocatori dell'Olympus. Ovviamente proteste da parte degli ospiti che volevano vedersi assegnato questo calcio d'angolo che invece non ci sarà. È già stata effettuata la battuta dal fondo da parte del portiere, attenzione la palla sulla destra verso il numero 11 che prova ad andarsene, entra in area, conclude, palla respinta. Marchetti guadagna comunque un calcio d'angolo sulla destra
quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo e siamo ancora 0-0. Grandi emozioni qui al Palauggiata di Roma. Calcio d'angolo sulla destra, ancora all'indietro verso i compagni che però vengono anticipati. Ennesimo corner, secondo consecutivo, ancora all'indietro, palla persa, se ne va in contropiede ancora Rodriguez De Pina che scarica sulla destra verso De Matos, che sbaglia però il controllo, se la allunga direttamente sul fondo. Il portiere la rimette subito in campo verso Borsato che se la porta sul sinistro, prova ad andarsene in 1 contro 1, viene fermato. Grande tackle difensivo da parte della retroguardia del Futsal Cisternino, che concede comunque un fallo laterale in zona offensiva e quindi pericolosa ai giocatori di casa. Rimessa laterale che viene effettuata in questo momento. Sulla destra c'è Velasquez che viene servito, attenzione, servito invece Borsato in mezzo all'area, poi arriva questa conclusione parata del portiere, la palla rimane lì, un altro tentativo, ancora sul fondo. Calcio d'angolo sulla sinistra per l'Olympus Olgiata, perché a toccare è stato ancora un giocatore ospite. Borsato in mezzo verso il compagno, tocca poi la conclusione sul fondo. E ancora un time out chiamato dai giocatori del Futsal Cisternino. Si riprende quando mancano poco più di 4 minuti alla fine in questo primo tempo, 0-0 tra Campus Olympus Olgiata e Futsal Cisternino. 0-0 con sicuramente più occasioni per i padroni di casa, che sono andati più volte vicini alla gol del vantaggio. I giocatori ospiti avevano provato ad uscire nel corso della parte centrale di questo primo tempo senza però risultati. È tornata ad assediare poi la porta difesa da De Simone, ancora la squadra di casa, che adesso commette un fallo sull'incursione sulla testa di De Matos, riceve anche la prima ammonizione della gara. Meno di 4 minuti alla fine di questo primo tempo, calcio di punizione per il Futsal Cisternino dopo il fallo subito dalla bomber De Matos. All'indietro verso un compagno, si torna dal libero, quindi per Punzi che gestisce sempre questa sfera verso Da Silva, scarica verso Almi Rodriguez, ancora all'indietro, c'è sulla sinistra libero Da Silva che riceve questa palla dopo il colpo di tacco per vie centrali, poi ancora larga sulla destra, sempre Da Silva, si chiude questo 1-2 verso De Matos che scivola, poi riesce comunque a riconquistare il pallone, lo perde. Contropiede da parte dell'Olympus Olgiata, fermato subito dall'altra parte, attenzione a Punzi che prova ad andarsene, fallo, calcio di punizione, seconda ammonizione consecutiva nel giro di qualche secondo per l'Olympus Olgiata. Tre minuti e 27 secondi alla fine di questo primo tempo, calcio di punizione per il Futsal Cisternino che cerca di uscire dall'assedio portato dai giocatori dell'Olympus nel corso di questi minuti finali del primo tempo. A battere dovrebbe essere Almi Rodriguez, finta invece per il numero 6 Da Silva che prova uno schema, allarga sulla sinistra verso un compagno, la palla è sempre per i giocatori in nero, sempre Almi Rodriguez sulla destra che prova l'1 contro 1, salta un avversario dopo un rimpallo, vince anche un secondo, alla fine però si trascina la palla sul fondo e quindi rimessa del portiere che la rimette in campo proprio in questo momento, allarga sulla sinistra, attacca l'Olympus Olgiata verso ancora gli attaccanti, poi questa conclusione, palla sul fondo, ancora pericolosa la squadra di casa. Rimette in campo il portiere De Simone verso De Matos, spalla alla porta col tacco verso la verticalizzazione di un compagno. Vediamo, reclama un fallo la squadra ospite che però l'arbitro non fischia, contropiede, 3 contro 1, conclusione e miracolo ancora del portiere.
2 minuti alla fine di questo primo tempo, 2 minuti e 50 per l'esattezza. Calcio d'angolo battuto in questo momento, il cross però direttamente sul fondo, non c'è tocco della difesa del Futsal Cisternino, che sarà proprio l'incaricata a battere questa rimessa col portiere De Simone, che la larga subito sulla sinistra verso Almi Rodriguez, ancora all'indietro verso Da Silva. De Matos torna in difesa a cercare di riprendere la palla, riceve in questo momento il numero 3 che allarga ancora. Pressing alto da parte dei giocatori in bianco che provano a rubare il possesso agli ospiti. De Matos prova subito a impostare questa azione offensiva con questa palla allargata sulla sinistra, senza fortuna perché viene intercettata. Rimessa laterale ancora per l'Olympus Olgiata, anzi per il Futsal Cisternino, scusate. L'ultimo tocco è stato proprio di un giocatore in bianco, quindi rimessa per i neri col numero 6 Da Silva che allarga sulla destra, riceve ancora sulla sinistra verso Almi Rodriguez che fronteggia la difesa schierata, ancora sulla destra, 1 contro 1 che non riesce perché arriva il tackle difensivo, poi ancora una palla persa, la recupera il Futsal Cisternino davanti alla porta. Conclusione, para il portiere in 2 tempi e riesce a salvare da questa situazione potenzialmente pericolosa l'Olympus Olgiata, che adesso prova ad impostare l'azione sulla sinistra ancora verso un compagno che scarica all'indietro verso il numero 14 Pulla. Gira sulla sinistra, 1 contro 1 ancora contro De Matos, chiamato a difendere nel corso di questi minuti finali. Attenzione a Borsato che prova a portarsi la palla sul sinistro, conclude alto sulla traversa. Un minuto e 45 secondi alla fine di questo primo tempo, ancora 0-0 al Pala Olgiata tra Olympus Olgiata e Futsal Cisternino. Attenzione a questo contropiede da parte degli ospiti con Rodriguez che dal limite dell'area di rigore ha provato a mettere in mezzo una sfera che però è stata respinta dall'intervento difensivo in scivolata da parte della retroguardia dell'Olympus Olgiata. Dovrebbe esserci, vediamo se un calcio di punizione o un fallo laterale, dovrebbe aver fischiato calcio di punizione l'arbitro. Anzi no, fallo laterale come da prima indicazione, quindi fallo laterale sulla sinistra che il direttore di gara ha concesso ai giocatori ospiti. Fallo laterale battuto in questo momento da Bruno Da Silva. Fischia l'arbitro all'indietro verso questa conclusione. Deviata che finisce fuori, ci sarà ancora rimessa laterale per gli ospiti. Rimessa laterale sulla sinistra per il Futsal Cisternino con la numero 6 Da Silva che torna direttamente dal portiere De Simone. Gira sulla destra, pressing alto da parte dei giocatori dell'Olympus, avanza il numero 21 Rodriguez Pina che però viene messo a terra. Calcio di punizione da ottima posizione per il Futsal Cisternino che adesso avrà l'opportunità di battere arredo. Vedremo se cercherà un schema, dovrebbe esserci comunque la conclusione da questa distanza. Dovrebbe calciare il capitano De Matos, vedremo. Sarà Baldassarre probabilmente ad andare alla battuta, il capitano e non De Matos. Due uomini in barriera per l'Olympus con De Matos, scusate, Baldassarre alla battuta. Rodriguez De Pina, anche lui si avvicina dal pallone.
fischia l'arbitro, parte il numero 21, una finta per il numero 10 Baldassarre, ancora in mezzo per Rodriguez De Pina, in mezzo all'area di rigore che viene però fermato e poi spazza la difesa dell'Olympus. Rimessa laterale sulla destra per il Futsal Cisternino in zona d'attacco, che quando mancano 1 minuto e 21 secondi alla fine di questo primo tempo ha l'occasione di colpire. Errore però al momento della battuta. Solo questo sta. Attenzione. Sta passando tutta la partita per terra. Oh! C'è un fischio da parte del direttore di gara che deve fermare il gioco per permettere all'assistente di pulire il terreno di gioco dopo un'altra caduta da parte del numero 6 da Silva. Rimessa laterale sulla sinistra per i padroni di casa, che verrà battuta tra qualche istante. 1 minuto e 20 alla fine di questo primo tempo, ancora 0-0. Possesso per i giocatori in bianco con il numero 14 Pull che verticalizza. Il nuovo entrato dalle molle, riceve ancora per Pull, sempre dalle molle, verso Velasquez, dalle molle sulla sinistra, avanza, cede ad un compagno, poi pressata la squadra di casa con 2 giocatori sul portatore di palla. Il Futsal Cisternino alla fine recupera, poi riperde ancora la sfera, attenzione a questo tiro, arriva la respinta, un'altra conclusione, un altro rimpallo, ma possesso è sempre per l'Olympus Olgiata. Ancora palla in verticale verso il numero 5 dalle molle che va alla conclusione, parata del portiere, la respinta comunque porta ancora ad un possesso per il Futsal Cisternino. De Matos, stop in mezzo a 2, scarica per Rodriguez De Pina sulla sinistra, va alla conclusione, gol straordinario di Rodriguez De Pina, 1-0 a meno di 1 minuto dalla fine di questo primo tempo, 1-0 a sorpresa degli ospiti. Si riparte quando mancano 34 secondi alla fine di questo primo tempo. Attenzione, vediamo, viene fischiata una rimessa laterale sulla destra per il Futsal Cisternino dopo questo pallone mal gestito da parte dell'Olympus Olgiata, che è sorprendentemente sotto 1-0 qui alla Pala Olgiata in casa contro il Futsal Cisternino, passato a sorpresa in vantaggio con un gol straordinario di Gabriel Rodriguez De Pina. Rimessa laterale sulla sinistra, ancora verticalizzazione, poi il triangolo che non si chiude perché arriva un intercetto da parte della difesa avversaria che adesso gestisce il pallone, non ha nessuna fretta di velocizzare l'azione. Si torna dalla difesa con Rodriguez De Pina, ancora l'autore del gol, che scarica all'indietro verso un compagno, sempre Rodriguez De Pina fa il movimento, viene servito invece da Silva. Finisce qui però il tempo e alla fine della prima frazione siamo 1-0 per gli ospiti. Ci vediamo per il secondo tempo. Si riparte per questo secondo tempo con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni, quindi a parte inverte. Dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi gioca il Futsal Cisternino in completo nero. Dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, gioca invece l'Olympus Olgiata. Gli ospiti sono avanti 1-0 alla fine del primo tempo grazie ad un gol straordinario a meno di 1 minuto alla fine, segnato dal numero 21 Rodriguez De Pina. L'Olympus Olgiata aveva però attaccato per la maggior parte dei minuti di gioco del corso della prima frazione, senza riuscire a realizzare la rete, più volte sventata dalle grandi parate del portiere avversario, ovvero Mattia De Simone. Primo possesso ancora per il Futsal Cisternino, che se ne va subito sulla sinistra con questo tentativo di verticalizzazione, perde la palla, recupera ancora l'Olympus Olgiata. Attenzione alla conclusione, la parata da parte del portiere che subito in apertura di secondo tempo deve fare buona guardia dei suoi pali. Ora ancora l'Olympus in possesso palla, qualche problema prova a mantenerlo visto il pressing altissimo da parte dei giocatori ospiti. Sulla sinistra se ne va Alfonso che penetra, poi se ne va sul fondo
cerca di metterla in mezzo, arriva l'intervento in uscita da parte del portiere, calcio d'angolo battuto, conclusione, arriva ancora un rimpallo da parte della difesa ospite che poi libera, tentativo di contropiede con De Matos che se ne va sulla destra nel tentativo di essere pescato nell'inserimento, niente da fare, viene comunque servito in questo momento Matos dal centro verso la sinistra, si accentra, conclusione. Poi arriva un doppio rimpallo che favorisce sempre la presa del portiere che la rimette subito in campo. Olympus Olgiata che attacca a pieno organico, attenzione alla palla in mezzo, tiro, palo clamoroso, poi ancora un doppio rimpallo, la palla rimane lì. Veramente pericolosissima questa azione, ma non è finita con l'Olympus Olgiata che prova ancora, conclusione alta sulla traversa. Attenzione a questo errore da parte del portiere De Simone che è caduto al momento della battuta, evidentemente scivolato su una parte del campo che forse era ancora bagnata, vedremo. L'arbitro comunque chiama l'addetto per asciugare quella parte umida di campo se così era. Quindi grande occasione subito all'inizio di questa ripresa per l'Olympus Olgiata con un palo colpito quando è passato poco più di un minuto dall'inizio del secondo tempo. Adesso possesso ancora per gli ospiti che però sportivamente riconsegnano la sfera ai giocatori del Futsal Cisternino con Velasquez che concede quindi la battuta alla portiere De Simone. De Simone con le mani verso un compagno, lunga verticalizzazione ancora verso De Matos che deve girarsi, perde la sfera, la recupera ancora l'Olympus che se ne va sulla destra, va alla conclusione. Arriva poi la deviazione del portiere che la mette in calcio d'angolo che verrà battuto sulla destra. Calcio d'angolo battuto, conclusione dalla distanza. Ancora un rimpallo da parte della difesa del Futsal Cisternino che sta soffrendo l'assedio da parte dei giocatori di casa nel corso di questi primi minuti della ripresa. Attenzione, ancora una conclusione, la palla rimane lì, arriva poi la difesa a spazzare, libera l'area a un componente della retroguardia avversaria. Olympus Olgiata attacca, attenzione ancora la palla in mezzo e stavolta l'ultimo a toccare, anzi no, l'ultimo a toccare è sempre un giocatore del Futsal Cisternino, quindi rimessa laterale per i padroni di casa che però perdono il possesso, non la controlla il numero 8 Borsato e quindi ci sarà una rimessa laterale stavolta dall'altra parte per i giocatori ospiti. All'indietro verso un compagno, gira la palla sulla destra, pressing da parte anche del numero 7 che però la perde, attenzione alla conclusione da parte di Borsato, parata del portiere, altro miracolo dell'estremo difensore del Futsal Cisternino su questa conclusione dei giocatori dell'Olympus che stavano veramente andando vicinissimi al gol che avrebbe potuto pareggiare questo match. Ancora Borsato, la mette in mezzo, un rimpallo, poi ancora un passaggio in avanti in direzione degli attaccanti. Alla fine ne esce palla al piede del Futsal Cisternino con la numero 6 Da Silva che se ne va, scarica verso De Matos, ancora in mezzo per Da Silva, passaggio sbagliato, troppo lungo, palla sul fondo. Rimessa in campo subito la sfera con la difesa della squadra di casa che prova subito a gestire questo possesso, fallo commesso ai danni di Leandro Alfonso che batte subito il calcio di punizione, allarga per Velasquez sulla sinistra, se la porta sul suo piede preferito, alla fine però arriva un errore da parte del numero 7 che si allunga la palla che finisce fuori, fallo laterale per gli ospiti, lungo rilancio ancora a cercare gli attaccanti, l'arbitro però fischia, si dovrà invece battere una rimessa, una calcio di punizione per l'Olympus Olgiata. Dopo questo intervento da parte del direttore di gara, ancora Velasquez viene fermato, ennesimo fallo laterale in zona d'attacco quando siamo a 17 primi dalla fine di questa partita. 1-0 per il Futsal Cisternino qui alla Pala Olgiata con la squadra di casa impegnata nel pareggiare questo match. Pallone ancora per Almir Rodriguez che lo gestisce, il libero della squadra in nero, gira ancora sulla destra verso il numero 3 De Matos che torna ancora da Silva, ancora Almir Rodriguez verso Da Silva, Almir Rodriguez, sempre Da Silva, pressing altissimo da parte dei giocatori in bianco, poi ne esce De Matos che salta un avversario, De Matos se la porta sul sinistro, conclusione, parata del portiere, poi la palla rimane lì, ancora un tiro, ancora un rimpallo.
rimessa laterale già battuta con l'Olympus che se ne va in contropiede, 1 contro 1, che sulla sinistra la possibilità di servire un compagno, non lo vede, reclamano un fallo i giocatori di casa che però non arriva secondo l'arbitro. Attenzione al tiro e la palla sul fondo. Protesta da parte del pubblico amico qui alla palla olgiata per un fallo che secondo appunto i tifosi avrebbe dovuto essere fischiato all'Olympus Olgiata. L'arbitro però non l'ha concesso, ha concesso invece la facoltà di continuare ai giocatori ospiti che sono stati pericolosissimi con questo tiro da parte di Punzi che si è spento di poco fuori alla sinistra della porta difesa a Luca Leofreddi. Attenzione a De Matos che scarica ancora sulla sinistra, tutta la difesa schierata dell'Olympus, prova a fare tutto da solo sulla sinistra il numero 2, vale a dire Punzi, che viene fermato contropiede, 3 contro 2 davanti alla porta e arriva il tocco sotto vincente da parte del numero 14 Pool, Jorge Alberto Pool, 1 pari a 15 dalla fine. Dopo il tentativo di 1 contro 1 contro tutta la difesa sbagliato dal Fuzza Cisternino, è arrivato il gol in contropiede da parte dell'Olympus Olgiata grazie a Pool che con un tocco sotto davanti alla porta ha scavalcato finora il perfetto Mattia De Simone, che non ha potuto nulla su questa grande giocata da parte del numero 14. Adesso ancora pressing da parte dei giocatori in bianco sulla retroguardia avversaria che riesce comunque ad uscirne. Palla gestita dal numero 6 Da Silva che scarica verso gli attaccanti con il numero 2 Punzi che deve girarsi. Commesso fallo ai danni del centroavanti dell'ala sinistra avversaria e quindi calcio di punizione per gli ospiti. Calcio di punizione che viene battuto in questo momento dopo il fischio dell'arbitro. Fuzza Cisternino che però torna direttamente dalla portiere De Simone dopo la non riuscita possibilità di mettere in atto uno schema. Possesso sempre per i giocatori dell'Olympus che perdono la sfera, la recupera il Fuzza Cisternino. De Matos deve girarsi, è prestato da 2 giocatori, scarica sulla sinistra verso un compagno, 2 contro 3, poi verticalizzazione verso Punzi che deve girarsi verso ancora un compagno. Punzi riceve sulla destra, si accentra ancora il Fuzza Cisternino ad attaccare con De Matos. Punzi sulla sinistra, c'è ancora il movimento di De Matos in mezzo all'area che prova a saltare un avversario, l'arbitro fischia fallo, calcio di punizione per gli ospiti. Calcio di punizione che verrà battuto dalla Fuzza Cisternino quando siamo giunti a 14 primi dalla fine di questo match. 1-1 risultato assegnato nel primo tempo. Alla fine del primo tempo Rodriguez De Pina ha pareggiato Pool per l'Olympus Olgiata. Palla battuta adesso dagli ospiti con il numero 3 De Matos che riceve, poi scarica sulla sinistra verso Da Silva. Ancora palla per Baldassarre che gira ancora sul piede preferito del numero 7, ovvero Almir Rodriguez. Ancora Da Silva, Almir Rodriguez riceve spalla alla porta, deve girarsi, preferisce ancora il suggerimento verso Baldassarre che va alla conclusione. Debole e sul fondo, nessun pericolo per la porta difesa da Leofreddi. La rimette in campo ancora la squadra di casa, attenzione, può perdere questa sfera, poi la recupera. Pool, l'autore del gol, salta un avversario, la scarica ancora verso Velasquez. Il triangolo non si chiude, la recupera sempre il Fuzza Cisternino che avanza sulla destra,
tentativo di accentrarsi da parte del numero 13 che viene messo giù fallosamente secondo l'arbitro. Pereira conquista un fallo ed un calcio di punizione. Calcio di punizione battuto da Pereira col sinistro, conclusione, palla fuori di pochissimo. La rimette in campo il portiere Leo Freddi, allarga sulla destra, poi sulla sinistra col numero 5 neoentrato Dalle Molle, che riceve Dalle Molle ancora per Pula, l'autore del gol, che avanza, scarica sulla destra ancora per Dalle Molle, conclusione rimpallata, rimessa laterale sulla sinistra in zona d'attacco per i padroni di casa, quando è quasi già scoccato il minuto che segnerebbe i meno 14 alla fine. Subito palla rimessa sul terreno di gioco, verticalizzazione verso il numero 12 Alfonso, che viene però fermato con un ostruzione fisica da parte di un giocatore del Fuzza Cisterino, che adesso recupera palla, se ne arriva in contropiede con però la sfera che non viene gestita bene, se la allunga il numero 21 Rodriguez De Pina. Poi arriva il grande salvataggio in acrobazia volante da parte di De Cillis, che limita i danni evitando il contropiede all'Olympus Olgiata, che comunque ottiene un fallo laterale sulla sinistra, battuta all'indietro verso il numero 2 Garcia de Almeida, che riceve ancora, è libero a gestire questa azione offensiva, palla ancora verso Borsato, girato, spalla alla porta, scarica verso un compagno, attenzione a questa conclusione, la respinta del portiere, che poi addirittura un passaggio involontario forse per i compagni che poi se ne vanno in contropiede. Alla fine però i giocatori in nero commettono il fallo sul numero 5 Dalle Mole, che conquista un calcio di punizione per l'Olympus da ottima posizione al limite dell'area di rigore. Calcio di punizione per l'Olympus Olgiata, che verrà battuto dal numero 2 Garcia de Almeida. Fischia l'arbitro, parte Garcia de Almeida, uno schema, attenzione alla conclusione e al gol, ancora lui, Jorge Alberto Pula, doppietta personale, 2-1, rimonta completata per l'Olympus. Riparte da centrocampo il Fuzza Cisternino, che nel giro di 7 minuti, quelli che sono in pratica scoccati dall'inizio del secondo tempo, ha subito 2 gol che hanno completato la rimonta dell'Olympus Olgiata, 2 gol entrambi di Jorge Alberto Pulla, che per il momento sta portando i compagni verso quella che sarebbe la quinta vittoria consecutiva, anche se ovviamente mancano ancora più di 12 minuti alla fine di questa partita. Ricordiamo, con questo risultato, se ovviamente venisse confermato, l'Olympus salirebbe a 25 punti in classifica, scavalcando momentaneamente la squadra in terza posizione, raggiungendo quella che è in seconda, vale a dire l'Augusta, che sta giocando contro la prima in classifica, l'Isola Futsal. Attenzione al contropiede da parte del Futsal Cisternino, che adesso però non riesce a verticalizzare nel modo giusto, suggerimento sbagliato. Prima però di questo passaggio filtrante che poi è finito sul fondo, protesta da parte della panchina dell'Olympus Olgiata, che voleva un fallo su uno dei suoi attaccanti. Ancora una palla in avanti verso i compagni, con Borsato che si gira e cede ancora verso Velasquez 1 contro 1 contro la difesa schierata, sbaglia il passaggio, palla che termina sul fondo. Vediamo se c'è stata deviazione da parte di un giocatore del Futsal Cisternino, l'arbitro non la concede, riparte la squadra in nero che se ne va, supera la linea di centrocampo,
scarica sulla destra, attenzione al tentativo di passaggio del numero 13 Pereira verso l'attaccante centrale, il pivot della squadra, vale a dire Baldassarre, che però non è riuscito a intercettare subito dall'altra parte. Attenzione all'Olympus che attacca, l'arbitro fischia fallo commesso su Garcia de Almeida e quindi calcio di punizione dall'inizio dell'area per l'Olympus Olgiata. Fischia l'arbitro, calcio di punizione, batte Garcia de Almeida, conclusione rimpallata, un altro tiro, un altro rimpallo, ora se ne va in contropiede il Futsal Cisterino con De Matos che salta un avversario, poi non riesce a saltare un secondo, alla fine chiude la difesa dell'Olympus con proteste da parte dei giocatori ospiti che reclamavano forse un fallo che a quel punto sarebbe stato all'interno dell'area di rigore. Non è questa però la decisione dell'arbitro, che invece fa giocare e concede solamente un fallo laterale ai giocatori ospiti che lo vanno a effettuare in questo momento. Rodriguez De Pina prova a superare la linea di centrocampo, serve col tacco il numero 3 De Matos che allarga sulla sinistra, passaggio di ritorno sempre per De Matos con tutta la difesa dell'Olympus che tende dietro la linea della palla. Alla fine arriva l'intervento difensivo sempre dei giocatori in bianco che fanno buona guardia rispetto a questo pericolo, mentre intanto torna in campo il numero 12 Alfonso, cambio effettuato quindi per l'Olympus Olgiata che cerca a questo punto di andare a chiudere la partita difendendosi dagli attacchi della Futsal Cisterino per poi colpire in contropiede. Partita che sembrava a favore da parte dei giocatori ospiti ma che invece è stata rimontata dai padroni di casa all'inizio di questo secondo tempo. Attenzione al tiro intanto e arriva il pareggio della squadra ospite con il numero 13 Pereira, 2-2, torna sotto il Futsal Cisternino. Poco più di 11 minuti alla fine di questa partita, 2 pari con il risultato che è stato acquisito dopo il vantaggio del Futsal Cisternino a 1 minuto dalla fine del primo tempo con Rodriguez De Pina. La rimonta avvenuta nei primi 7 minuti del secondo tempo grazie ad una doppietta di pool da parte dell'Olympus Olgiata. Intanto un'altra ammonizione per la squadra di casa dopo questo fallo fischiato dall'arbitro a danni del numero 6 da Silva. Futsal Cisternino che alla fine è riuscito, come dicevamo, a pareggiare qualche secondo fa grazie a Guilherme da Silva Gomez Pereira che ha pareggiato e ha portato la situazione sul 2-2. Fischia l'arbitro, calcio di punizione battuto dal Futsal Cisternino con Pereira, autore del secondo gol, quello del pareggio, che fa girare la sfera. I compagni tornano sempre da lui, poi De Matos ancora verso Pereira, questo triangolo addirittura volante con la palla che è stata scodellata in direzione del numero 13 senza fortuna. Alla fine la sfera finisce fuori per una rimessa laterale sempre affidata ai giocatori in nero. De Matos verso un compagno, all'indietro ancora per il numero 21 Rodriguez De Pina che cede a De Matos che torna ancora da Pereira. Rodriguez De Pina, Matos sopra linea di centrocampo, scarica verso questo inserimento, tiro fuori, ancora grande occasione con Rodriguez De Pina sempre protagonista. Battuta la rimessa dal fondo per il portiere Leo Freddi
Garcia De Almeida cede a Velasquez, pressing altissimo da parte dei giocatori ospiti. Velasquez prova ad andarsene, perde la palla, contropiede 2 contro 1, attenzione al Futsal Cisternino davanti alla porta, conclusione, palla sul fondo, deviazione, quindi corner sulla sinistra. Corner sulla sinistra per il Futsal Cisternino, che va a battere in questo momento palla all'indietro verso Pereira, che poi al momento del passaggio di ritorno sbaglia la misura del suggerimento, che finisce fuori. Intanto c'è un giocatore del Futsal Cisternino ancora a terra, si tratta di Rodriguez De Pina, il numero 21, con l'arbitro che si sincera delle sue condizioni. Oh! Il campo deve fare sta cosa! Batte la rimessa tra l'Olympus Olgiata, che ha 10 minuti e poco più per riuscire a tornare in vantaggio in questa partita che la vedeva aver rimontato e essersi portata sul 2-1 dopo lo svantaggio subito alla fine del primo tempo. Siamo però ancora in pareggio a causa del gol siglato da Pereira qualche minuto fa. 10 minuti alla fine, 10 minuti che possono servire all'Olympus Olgiata per andare ad agguantare la quinta vittoria consecutiva e momentaneamente ad agganciare l'Augusta in seconda posizione in attesa che finisca la partita contro la prima in classifica, vale a dire l'Isola Futsal, che cominciata, ricordiamo, alle 16. 3 punti che invece, o un punto, vedremo quale sarà il risultato, che potrebbe servire dall'altra parte al Futsal Cisternino per rilanciarsi. Attenzione al contropiede con la conclusione, la parata del portiere. Grande prestazione da parte ancora di Leo Freddi, che provoca adesso involontariamente il contropiede della sua squadra, che non riesce però a concretizzarlo. La palla è sempre però per i giocatori in bianco, che la tengono sul terreno di gioco, non esce. Garcia De Almeida scarica per Velasquez, che gira ancora per il numero 2, poi 1-2 tentato dal numero 7 e numero 12 con il passaggio troppo lungo per Leandrino Alfonso, con la palla che finisce sul fondo, anzi di lato, per la rimessa della squadra ospite. Gira ancora la sfera, pressing alto da parte dell'Olympus Olgiata. Attenzione a questo tentativo da parte del Futsal Cisternino di andarsene, perde la palla, contropiede, 2 contro 1, davanti alla porta, arriva però un fallo, vediamo, l'arbitro fischia ed anche un cartellino giallo di un giocatore del Futsal Cisternino, calcio di punizione dal limite dell'area per l'Olympus Olgiata. Spacca tutto. Calcio di punizione che verrà battuto dall'Olympus Olgiata con Borsato, la battuta a Borsato, conclusione respinta da parte del portiere, rimessa la trave sulla sinistra.
Velasquez batte sulla sinistra, all'indietro, ancora il numero 7 viene però fermato dall'intervento difensivo da parte dei giocatori in nero. Ancora rimessa laterale, Velasquez batte verso il numero 2 Garcia de Almeida che gira ancora sulla destra, verticalizzazione verso Velasquez che prova ad agganciare questa sfera senza però fortuna, palla finisce sul fondo, è già scoccato il cronometro che segna i 9 minuti alla fine di questa partita con risultato sul 2 pari. Ricordiamo gol da una parte per il Futsal Cisternino di Rodriguez De Pini e di Pereira, dall'altra parte invece per il Campus Olgiata doppietta da parte di Jorge Alberto Pull. Attenzione ancora la palla che tira da parte del numero 8 che prova a girarsi, arriva la parata però da parte del portiere che sventa eventuali e ulteriori pericoli a De Matos, mantiene la sfera in campo, la cede un compagno, poi triangolo che si chiude ancora per De Matos che prova a metterla in mezzo col destro, recupera ancora questa sfera ma commette fallo, gamba tesa e quindi calcio di punizione per l'Olympus Olgiata. Avanza la squadra di casa con Alfonso che dalla sinistra prova a dare il pallone sulla destra, allarga una sfera che però non è ricevuta da nessuno dei suoi compagni, poi protestano i giocatori ospiti che chiedevano un fallo, alla fine va in contropiede l'Olympus Olgiata che va anche alla conclusione sul fondo, momenti di nervosismo qui alla Pala Olgiata tra le tifoserie di entrambe le squadre e le panchine di entrambe le squadre che stanno reclamando e protestando a gran voce contro l'arbitro. Rimette in campo il portiere che gira verso un compagno, ci sarebbe il numero 2 Garcia de Almeida che potrebbe essere servito, ma la palla però è per il Futsal Cisternino che avanza, se ne va sulla sinistra, attenzione a questo tentativo di penetrazione, poi arriva il tiro che finisce sul fondo, nessun pericolo per la porta di Leo Freddi, 8 minuti alla fine di questa partita. La rimette in campo il portiere Leo Freddi per i padroni di casa. Velasquez verticalizza verso un compagno che gira ancora per questo inserimento sulla destra da parte dell'ala con il numero 20 Medici che però non è riuscito a mettere un cross in grado di essere intercettato dai propri compagni. Fallo laterale per gli ospiti, squadra in nero che ha qualche difficoltà con il pressing altissimo da parte dei giocatori di casa. Vediamo, arriva l'ennesima decisione dell'arbitro però a favore dell'Olympus Olgiata tra le proteste del Futsal Cisternino. La palla è bianca, battuta in questo momento con Garcia de Almeida che gira verso Velasquez in mezzo a due, viene fermato nel difensivo che porta ancora una rimessa laterale in zona offensiva. 7 minuti e 49 alla fine di questa partita con la palla sempre per i padroni di casa. Velasquez in mezzo, prova a girarsi e addirittura poi colpisce di tacco uno dei giocatori dell'Olympus Olgiata senza fortuna, fa il portiere, poi spazza Leo Freddi evitando il pericolo di un contropiede degli ospiti. Batte il numero 7 Admir Rodriguez che gira sulla sinistra, riceve ancora Admir Rodriguez, triangolo che non si chiude, palla direttamente fuori. Lungo lancio da parte della portiere col colpo di testa di Mattia De Simone che evita guai peggiori. Medici allarga sulla destra, riceve ancora Pull che gira verso il numero 20 Medici, passaggio di ritorno per lui che salta un avversario, Medici sulla destra, prova a fare tutto da solo, alla fine è lui l'ultimo a toccare e quindi il possesso viene assegnato da parte dell'arbitro ai giocatori del Futsal Cisternino. Palla in mezzo con Rodriguez De Pini che avanza, gira sulla destra, respinta da parte del portiere che evita quei peggiori, poi la difesa non riesce però a cacciare la minaccia che alla fine resta perché il pallone è sempre per i giocatori in nero con il numero 7 ancora Ami Rodriguez che prova a gestire questa sfera, quindi il numero 21 Rodriguez De Pini pericolosissimo, va la conclusione fuori. La rimette in campo il portiere che la gira subito verso un compagno, è fuori, errore da parte di Leo Freddi, mancano 6 minuti e 40 alla fine di questa partita. La rimette in campo Pereira, autore del secondo gol del Futsal Cisternino, carica ancora verso un compagno, verticalizzazione sbagliata, non c'è nessuno da quella parte e alla fine si
andrà a battere una rimessa sulla sinistra per il Campus Olgiata. Medici avanza, se ne va, fa tutto da solo, penetrazione, poi cerca un compagno, attenzione a questo tiro di Velasquez, parata. Velasquez ancora all'indietro, verso il numero 14, che gira verso Garcia de Almeida. Ancora Velasquez che salta un avversario, Velasquez prova a presentarsi davanti al portiere, respinge ancora Mattia De Simone e poi calcio d'angolo sulla destra. Calcio d'angolo battuto, rimessa laterale che però viene intercettata. Siamo subito dall'altra parte col tentativo di contropiede da parte di Baldassarre, che però si allunga la palla direttamente fuori. 6 minuti alla fine, 2-2 il risultato. Medici sulla sinistra prova a penetrare, viene fermato al limite dell'area dall'intervento della difesa avversaria. Attenzione alla conclusione della distanza, la respinta da parte di Leo Freddi, che poi va a generare il contropiede della squadra di casa, che però non ne approfitta, preferisce tornare indietro da Garcia de Almeida, gira verso Borsato, in mezzo a due, Borsato perde un rimpallo, poi alla fine spazza la difesa ospite e sfera che verrà rimessa in campo dopo il fallo laterale, mentre l'arbitro ha qualcosa da dire alla panchina dell'Olympus Olgiata. Fischia l'arbitro, rimette in campo la squadra di casa con Medici che gira sulla destra verso Pool, che non è riuscito però a controllare questa sfera. Pool ancora all'indietro verso Garcia de Almeida. Medici 1 contro 1, scarica verso un compagno, conclusione sul fondo. Mentre intanto time out chiamato dal Futsal Cisternino quando mancano 5 minuti e 20 secondi alla fine. Rimette in campo il Futsal Cisternino quando mancano 5 minuti e 15 secondi alla fine di questa partita, risultato di 2-2 qui alla Pala Olgiata tra l'Olympus e appunto gli ospiti, con l'Olympus che aveva rimontato il gol di svantaggio segnato da Rodriguez de Pina grazie ad una doppietta di Bull, ma che è stato raggiunto alla metà del secondo tempo da Pereira. Adesso ancora in avanti la squadra in nero sulla sinistra, bandierina del calcio d'angolo, viene però fermato l'attacco da parte dei giocatori ospiti che adesso devono subire invece il contropiede dell'Olympus che sbaglia. Pereira la recupera, va alla conclusione, parata del portiere. Calcio d'angolo sulla destra che viene battuto in questo momento dal Futsal Cisternino, con la palla sul primo palo che viene abbrancata in peso dal portiere che fa ripartire l'azione con Pool. Gioco di gambe su un avversario, apre sulla sinistra verso Medici che prova a rientrare. Medici, conclusione, la palla finisce, vede dopo 2 deviazioni e torna in vantaggio l'Olympus Olgiata quando mancano 4 minuti alla fine. Riparte da centrocampo il Futsal Cisternino che ha subito ancora il gol da parte dell'Olympus Olgiata. Siamo 3-2 per la squadra di casa che compie il secondo sorpasso di questa partita. Una partita che ha rincorso per tutto il primo tempo e che è riuscita a raddrizzare fino addirittura a questo vantaggio 3-2 che per il momento, se ovviamente finisse così, varrebbe la seconda posizione a pari merito con l'Augusta, che ricordiamo è impegnata in questo momento nella partita che è iniziata alle 16 contro la capolista Isola Futsal. Adesso arriva una rimessa laterale sulla sinistra per la squadra ospite che ha la possibilità di attaccare.
rimessa battuta in questo momento con l'Olympus che si difende dal possesso palla adesso del Futsal Cisternino, che cerca di trovare la quadra per andare a mettere in atto quello che potrebbe essere un'azione, un attacco fondamentale per la loro partita. Time out chiamato dall'Olympus Olgiata dopo che la squadra ospite aveva fatto uso anche del portiere di movimento. Si ricomincia dopo il time out chiamato dall'Olympus Olgiata, quando siamo giunti ormai a 3 minuti e 45 secondi alla fine di questa partita. È stato un errore perché avevamo detto che in caso di vittoria l'Olympus sarebbe arrivato secondo a pari merito con l'Augusta. In realtà arriverebbe terza a pari punti perché c'è il bisceglie di mezzo tra l'Isola Futsal e l'Augusta e l'Olympus, perché il bisceglie non è 24 ma 27, evidentemente non era stata aggiornata la classifica. Comunque la squadra di casa adesso sta cercando di difendersi dall'attacco che viene gestito dai giocatori ospiti, che sono ancora con De Matos impegnati in questo attacco. Gira la sfera, possesso prolungato col portiere di movimento che è entrato in campo, ancora la palla gira verso Pereira che la ridà a Da Silva, che va alla conclusione fuori di poco. La rimette in campo Leo Freddi, lungo lancio davanti alla porta, arriva l'errore da parte dell'attaccante Borsato, che non è riuscito a effettuare il tap in vincente quando la porta era sguarnita, visto che c'era il portiere di movimento che non avrebbe potuto toccare la palla con le mani. Comunque va ancora in attacco il Futsal Cisternino, che ha rischiato veramente di capitolare. Adesso sbilanciatissimo, cerca il pareggio, non ha bisogno ovviamente della sconfitta, nessuno ha bisogno di una sconfitta, ci prova però in tutti i modi, deve a tutti i costi pareggiare per riuscire ad uscire dal periodo buio. Ricordiamo una vittoria e 3 sconfitte nelle ultime 4, con questa sarebbero 4 su 5 le sconfitte da evitare ovviamente per gli ospiti, che cercano adesso di attaccare. Possesso prolungato, attenzione alla palla sulla destra verso De Matos, che prova ancora all'indietro, scarica sulla destra verso un compagno, si tratta di Pereira, sempre De Matos contro la difesa schierata, ancora Pereira, ci riceve sulla sinistra, prova la conclusione, respinta, sempre De Matos. La palla è sempre per il Futsal Cisternino, poco più di 2 minuti alla fine di questa partita, col portiere di movimento che la gestisce verso Da Silva, ancora Pereira, Da Silva, ancora sulla sinistra, Da Silva si difende dietro la linea della palla e l'Olympus Olgiata, la palla stavolta però viene messa in area con questa conclusione respinta del portiere, riparte in contropiede la squadra di casa, 2 contro 1, attenzione alla conclusione che però non viene deviata in rete, palla che finisce fuori. La rimette in campo ancora il portiere di movimento per Pereira, che allarga sulla sinistra, ancora De Matos avanza, allarga sulla sinistra, attacca il Futsal Cisternino, alla fine la palla finisce in rete, la palla finisce in rete per l'incredibile pareggio, segna il numero 21 Rodriguez De Pina, 3-1 dalla fine. L'arbitro fischia, si deve ribattere questo calcio d'inizio, siamo 3-3 a 1 minuto e 38 secondi dalla fine di questa partita. La rimette in campo l'Olympus Olgiata sulla sinistra verso Borsato, che gira verso il numero 2 Garcia de Almeida, poi intercetto dalla difesa nera sui giocatori in bianco con un giocatore a terra, il numero 7 Admir Rodriguez. Al quinto fallo. Intanto, perché attenzione, c'è una statistica che potrebbe sicuramente giocare dalla parte dei padroni di casa, perché ha raggiunto il quinto fallo la squadra ospite, quindi al prossimo ci sarà un tiro libero. Intanto il fallo però non arriva in questo momento perché l'arbitro non lo fischia, fa continuare, palla sempre per i giocatori ospiti che devono stare attenti a non subire, o meglio a non commettere fallo, perché nel caso venisse realizzato il sesto ci sarebbe un tiro libero per l'Olympus Olgiata, che ha grandissimi tiratori dalla breve distanza. Attenzione alla palla ancora gestita dai giocatori in nero, con la numero 2 Garcia de Almeida che se ne va in mezzo a 2, vince 2 rimpalli, alla fine la prende Da Silva, intercetto in mezzo all'attacco avversario
Da Silva se la riporta ancora all'indietro verso il proprio libero che stava per scivolare, poi scarica ancora sulla destra, ancora verticalizzazione in mezzo a due, recupera palla l'Olympus, 3 contro 2, anzi 2 contro 2, conclusione palla sul fondo. Rimessa del portiere De Simone che allarga sulla sinistra verso un compagno. Alla fine il portiere Leo Freddi riesce comunque a fare buona guardia, attende il pallone uscire fuori, mancano 31 secondi alla fine di questa partita. 3 pari tra Futsal Cittadina e Olympus Olgiata, con gli ospiti che hanno la possibilità di poter sfruttare anche un tiro libero nel caso commettesse fallo il Futsal Cittadino, perché sarebbe in sesto, ha già raggiunto il bonus la squadra ospite. Adesso recupera palla in difesa, la recupera da Silva che non ha nessuna fretta, probabilmente va bene un pareggio ai giocatori in nero. L'Olympus adesso non pessa, attacca ancora il Cisterlino con questo tiro dalla distanza che finisce sul fondo. 6 secondi, manca veramente pochissimo alla fine di questa partita, momenti concitati, 3 pari con questo risultato. Attenzione perché il tempo viene lasciato scadere, termina qui la partita, finisce 3 pari tra Futsal Cisterlino e Campus Olgiata, 3 pari che non cambia molto in classifica per le due squadre, con gli ospiti che salgono a 19 punti e interrompono comunque un momento negativo. Il Campus Olympus Olgiata invece sale a 23 punti in classifica, un pareggio dopo 4 vittorie consecutive.